Di nuovo in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, uno Stefano Geller più combattivo che mai nella sua battaglia per l'approvazione in Regione della legge sul fine vita, si dichiara pronto allo sciopero della fame. Sarà con il comitato pronto a fare sciopero della fame, andare davanti al palazzo della Regione. È pronto a fare lo sciopero della fame pur di vedere attuata la legge relativa al fine vita, la cui proposta è stata avanzata dal comitato che da anni si batte perché chiunque possa decidere della sua vita. Non ha più paura di nulla Stefano Geller, che dalla sua abitazione di Cassola ha voluto lanciare un messaggio forte alla politica regionale, imbalsamata e ferma sulla sua non decisione, non condivisione, non discussione su un tema che riguarda tantissime persone. Geller il 13 ottobre 2022 ottenne dall'Ulsette Pedemontana l'autorizzazione al fine vita, il suo un caso isolato, assieme a un altro del Veneto, come ci spiega Diego Silvestri del comitato promotore. Le due domande che finora ci sono state, quella di Stefano Geller e quella della signora Gigliola della Marca Trevigiana, hanno ricevuto una risposta senza intermediazione dei tribunali. Abbiamo mandato una lettera a tutti i capogruppo, quindi a tutta la politica, e attualmente non abbiamo alcuna risposta. Siamo in attesa e l'ultimatum, bruttissima parola, l'ultimatum scade venerdì. Sono passati 100 giorni da quando voi avete chiesto una risposta, 100 giorni di totale silenzio, e sembra addirittura che soprattutto la parte della maggioranza politica si nasconda davvero dietro un dito pur di non affrontare queste questioni. Allora, noi abbiamo depositato le firme, le sottoscrizioni di questa iniziativa popolare il 30 di giugno a Palazzo Ferrofini. Come dicevo, adesso abbiamo risollecitato chi di dovere e non siamo disposti ad aspettare oltre, perché non ci interessano i conflitti interni della maggioranza, ci interessa che la cosa vada avanti e che i cittadini abbiano una risposta che la politica deve dare. Chiedono semplicemente che la politica regionale apra un dialogo, si metta in discussione, e se entro venerdì non avranno risposte da Venezia. Abbiamo intenzione di essere presenti a Palazzo Ferrofini con delle manifestazioni eclatanti. Stefano Geller è pronto a scendere in piazza. Mi è stato riconosciuto questo diritto che quando dovrò potrò mettere fine alla mia vita, e questa cosa mi ha dato molta serenità e anche voglia di andare avanti e di fare qualcosa per gli altri. E si rivolge direttamente ai consiglieri regionali. Vorrei invitare personalmente a casa mia i consiglieri regionali che hanno dei dubbi o sono contrari a confrontarsi con me e capire le ragioni dei malati che soffrono. Non c'è altro da aggiungere, a parte la frase che Stefano ha stampata sulla sua maglietta: la mia vita appartiene a me. Attimi di paura a Este stamattina per un principio di incendio che ha causato un'alta colonna di fumo. L'incendio è avvenuto al tiro a segno di via Augustea. Durante la competizione un atleta ha mancato il bersaglio, il proiettile ha colpito il terrapieno di protezione ricoperto di un materiale di gomma che dovrebbe essere ignifugo, ma che poi in realtà ha causato l'incendio. Nessuno è rimasto coinvolto, ma vista la grande quantità di fumo visibile da 1 chilometro di distanza, molti si sono allarmati e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno risolto tutto per fortuna in pochi istanti. Voltiamo pagina. Oggi a Treviso l'inaugurazione dei campi di pickleball all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso, appunto. Protagonisti in campo Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, vincitori della storica Davis in Cile del 76, che hanno sfidato in doppio Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, invece altre due regine del tennis. Vedo collegato in diretta il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio, a te la linea. Buonasera Lina, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Vi dico subito che la sfida tra i sessi, come l'hanno chiamata qui, è finita in parità.
È finita in parità con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Hai detto giustamente tu, due star. Veramente qui c'era la Hollywood, potremmo definire, del tennis italiano e per certi versi mondiale. D'altra parte Flavia Pennetta, lo ricordiamo, vincitrice degli US Open del 2015, invece Francesca Schiavone il Roland Garros del 2010, giusto per dire. Mentre Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono scesi in campo, lo vedete nelle immagini, vestiti con la maglietta rossa, quella per ricordare proprio la Coppa Davis del Cile del 76. Cosa dire? Beh, allora intanto questa è una nuova disciplina. Pickleball si scrive proprio pickleball ed è una disciplina che sta, come dire, prendendo tantissimo negli Stati Uniti, negli USA, e qui è stata importata proprio da Adriano Panatta, che è molto attento, ed è una via di mezzo tra il tennis e il padel, mettiamola così. È come dire, oggi c'è stata questa esperienza, perché questi campioni del passato, queste campionesse, questi campioni del passato, come dire, l'hanno assaggiata per la prima volta, almeno hanno detto. È stata ovviamente una partita così molto, molto simpatica, molto divertente, tra l'altro con commenti live mentre stavano giocando, e devo dire che probabilmente sarà uno degli sport che poi prenderà nel tempo, anche perché, non so, ti faccio vedere, per un campo di tennis ci sono 4 campi di pickleball. Vuol dire ovviamente avere molta più, come dire, presenza di giocatori, potersi scambiare anche, fare un po' più sinergia. Insomma, oggi pomeriggio abbiamo visto veramente un pomeriggio, e le immagini che vi abbiamo fatto vedere lo dimostrano, di cittadini di trevigiani e non solo, veramente molto interessati. Qualcosina di più ve lo racconteremo naturalmente nell'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, quindi noi ci diamo appuntamento verso le 19:50. A te la linea. Grazie Lucio, grazie a questi fantastici campioni. Vi ricordo anche che si sta per concludere a Riese la settimana di pellegrinaggi dei fedeli alle spoglie mortali di Papa Sarto, e domani in diretta dalle 15 su Antenna 3 vi racconteremo il saluto della comunità con la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e concelebrata dai vescovi del Triveneto. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, ora subito le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'autunno si fa strada con tempo via via più dinamico e clima maggiormente in linea con la stagione. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 16 ottobre. Sul Veneto qualche parentesi soleggiata, ma nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con cielo anche coperto. Venti di bora a tratti tesi, temperature in calo anche sensibile, minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso inizialmente più sole, a seguire nubi in intensificazione, ma in genere senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di cielo nuvoloso e grigio un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.